Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì di UFOcast e primo appuntamento del 2012. Salutiamo quindi subito Michele Valeriani alla sua postazione tecnico-scientifica come un novello Spock di questa specie di Enterprise. Buonasera Michele. Non ci risponde, comunque c'è, ve lo posso garantire. Buonasera Massimo. Niente, io volevo lasciare condurre liberamente a te la trasmissione perché ultimamente il nostro pubblico è fin troppo stufo di sentirmi, quindi ti lascio campo libero e se hai comunque bisogno interpellami pure, io sono qui, sto conducendo la parte tecnica e comunque se c'è bisogno intervengo. Buonasera a tutti. Grazie, comunque. Grazie, comunque senti la tua voce, fa sempre piacere rincuore ai nostri ascoltatori. Grazie. Salutiamo anche ufficialmente Martina Zorzi che come il tenente Ura si occupa invece delle comunicazioni tramite la chat di Mille Mics e quindi quando vedete qualcosa scritto dall'utente UFOCAT ora sapete ufficialmente che si tratta di lei e a scanso di ogni equivoco insomma confermiamo che è parte ufficiale della redazione. Quindi ciao Valentina, lei non può rispondere perché non è microfonata. Ricordo a tutti i nostri indirizzi web, il principale è http://ufocast.ufomachine.org e l'indirizzo di Mille Mics, la radio da cui stiamo trasmettendo, che è http://it.millemikes.com/show/ufocast. Oltre naturalmente al gruppo di Facebook UFO Machine 2011, che continua a chiamarsi così in quanto Facebook ha bloccato la possibilità di cambiare i nomi ai gruppi e quindi mi ha fregato nel mio progetto di chiamarlo quest'anno UFO Machine 2012. Magari dovremmo leggere anche un messaggio, questa cosa qua, ma non so. Comunque, eccoci qui con questa nuova puntata nel nuovo anno. Non è una puntata facilissima, credetemi, perché io probabilmente preferirei godermela comodamente seduti in poltrona come state facendo voi, però la mia tendenza di solito è sempre stata quella di mettermi in gioco e anche a repentaglio in alcuni casi, nei momenti e nelle situazioni in cui ho pensato di essere la migliore scelta possibile per ottenere un particolare risultato. E più di qualcuno, sapendo l'argomento di questa serata e conoscendo l'ospite stasera, mi ha detto che questa puntata poteva essere condotta solo da me e quindi come potevo non accettare la sfida e quindi eccomi qui. L'impegno per me sta soprattutto nell'avere a che fare in modo il più possibile super partes con una persona che io ho molto apprezzato e stimato e del cui lavoro ho anche beneficiato nel mio personale percorso di indagine verso questi argomenti, insomma poco conosciuti e peggio ancora divulgati. Beneficiato in che senso? Qualcuno direbbe come ricercatore, ma personalmente rifuggo a questa definizione perché secondo me il termine ha un significato preciso e corrisponde a una persona che ha conseguito un dottorato di ricerca presso un'università e stasera ne abbiamo uno tra noi, altrimenti basterebbe prendere un dizionario e cercare un termine per fregiarsi di questo appellativo e però è anche quello che accade tutto sommato, considerato l'abuso che se ne fa ultimamente preferisco chiamarmi in un altro modo. E quindi, al di là di quello, io stasera cercherò di farmi un po' interprete dei dubbi che in questo momento stanno girando in rete e che ci vengono posti anche direttamente, rischiando anche di apparire a tratti schizofrenico perché per la varietà e la diversità di questi dubbi. E potrei comunque eventualmente dire che conduttor non porta pena, così mi paro anche le cosiddette terga e faccio comunque la mia bella figura. Dopo questa introduzione io passerei immediatamente a presentarvi il nostro ospite, che è Corrado Malanga. Buonasera, eccoci, buonasera a tutti, grazie per la pazienza che avrete nell'ascoltare le mie stupidaggini. Ma è sempre un piacere, figuriamoci, anzi grazie a te per aver accettato ancora una volta il nostro invito. Ed eccoci qua, meglio, siamo arrivati fin qui, come ti ho sentito dire parecchie volte. E ci arriviamo anche dopo la pubblicazione della tua esperienza introspettiva, su cui stasera tra le altre cose ci parlerai in modo più diffuso come avevamo già concordato, immaginando comunque che avrebbe sollevato domande, dubbi di ogni tipo e magari forse anche qualche certezza. Per cui la prima domanda che ti farei è questa: vuoi aggiungerci qualcosa a quanto hai già detto in quell'occasione, sia per completare l'informazione che hai già dato e sia per aggiornarci magari su ulteriori considerazioni fatte a distanza di qualche tempo da quell'esperienza? Sì, qui si apre un baratro di domande, di risposte, cose che vengono nella testa, però io ora insomma faccio il chimico, ho fatto il chimico fino a poco tempo fa, anche
lo faccio un po' da ciecato perché ho questi problemi alla vista che non mi permettono tanto di andare in laboratorio, anche se sono riuscito comunque a riprendere uno dei corsi che avevo e sto tentando di fare lezione. Il mio unico problema è quello che quando cancello non mi rendo conto che ho cancellato tutto e poi scrivo sulla cosa già scritta. Però gli studenti vedo che hanno pazienza, insomma, sai, sono un po' un vecchietto, insomma, capiscono la mia situazione e in qualche modo riesco anche in questa cosa. La trasmissione che abbiamo fatto la volta scorsa, che era la 39esima, io mi sono sentito di dare delle indicazioni sulle cose che io avevo fatto come mia esperienza personale e devo dire subito, state tranquilli, non vi stresserò con le mie esperienze personali, le mie visioni, le mie uscite fuori dal corpo, chissà che cosa la gente possa pensare che io sia diventato un nuegiano, non è così. Questa particolare esperienza mi sembrava di doverla raccontare perché secondo me conteneva delle informazioni che potevano essere utili per la crescita personale di tutti quanti. Lo credo ancora, spero di non essermi sbagliato, però state tranquilli, non vi angoscerò con nuove religioni, nuovi guru e situazioni del genere, però chiaro che la trasmissione ha avuto una eco piuttosto importante, più di 5.000 persone l'hanno scaricata a tutt'oggi. Siccome c'è una statistica tecnica sulla comunicazione che dice che per ogni giornale venduto, per ogni file scaricato ci sono 3 persone che l'ascoltano, ci sono 15.000 persone che in qualche modo hanno ascoltato le cose che dicevo. Sì, questo è un dato interessante, perché tu ci parlavi anche della soglia dei 10.000 in una trasmissione precedente. Sì. La soglia dei 10.000, che in realtà mi sembra di ricordare era dei 12.000, ci siamo resi conto in passato, quando io ero nel Centro Ufologico Nazionale o quando poi ho lavorato con Maurizio Baiata, che un giornale non poteva avere tirature superiori a 12.000 copie vendute, perché sennò stranamente qualcosa succedeva per cui non riuscivi più a vendere un numero di copie in più. Parli di controinformazione, chiaramente. Perché... Certamente, qualcosa inceppava il meccanismo. Io già da allora capii che secondo me il sistema migliore per comunicare delle cose era internet, perché non costa niente, arriva lontanissimo. Pensate che se uno è a Capo Nord in questo momento e c'ha un computer acceso può sentire le stronzate che stiamo dicendo. È troppo divertente. Mi corre un brivido lungo la schiena. Sì, perché è così. E quindi noi abbiamo un potenziale addosso che è tremendo. Allora, tutte queste considerazioni mi hanno fatto pensare che 5.000 persone che avevano scaricato questo file, nettamente superiore come numero alle puntate precedenti, forse quello che avevamo detto era per qualche misterioso motivo molto più interessante di quello che avevamo detto finora. Oppure stranamente avevamo bucato lo schermo, come si dice, in questo caso il microfono, e allora quello che è successo il giorno dopo dall'andata in onda di questa trasmissione è che sono cominciate ad arrivarmi delle telefonate, delle mail, anche se io le leggo malissimo, non riesco a leggere le mail, non me le mandate perché tanto non le leggo, non mi scrivete su Skype, tanto non rispondo, perché non posso leggere, non ci posso fare nulla. Lo dico perché ricevo ancora tantissima posta e forse lo dico in apertura della trasmissione, perché dopo magari la gente si stuferà di sentire quello che sto dicendo e non ascolterà questo importante messaggio. Non mi scrivete più perché tanto non posso rispondere, tecnicamente sono fuori. Benissimo, hai fatto bene a ricordarlo. Dopo che 5.000 persone hanno sentito questo, hanno cominciato a scrivermi e a dirmi, a comunicare con me, a tentare di comunicare con me, a dirmi: guarda, l'esperienza che te hai fatto mi ha in qualche modo toccato, io ho sentito che molti mi hanno detto: io l'ho vissuta anch'io questa esperienza, e così è stato un momento di coesione tra tante persone che avevano in qualche modo creduto
vivere in qualche modo un'esperienza e una coscienza che avevo acquisito io, o creduto di acquisire io. Ecco, teniamo sempre presente che io non ho la verità in mano e che giudico l'esperienza che ho fatto in un modo molto particolare. Bisogna che chiarisca questa cosa. Vedete, io sono sempre stata una persona molto razionale, ho lavorato 40 anni in un laboratorio di chimica, insomma, ho fatto la ricerca, ho 60 pubblicazioni sul Chemical Society inglese, non è che sono impazzito dall'oggi al domani. Sono successe un certo numero di cose che mi hanno portato a guardarmi dentro di me. E siccome io sono una persona che, almeno fino a questo momento, ha creduto di essere onesto con le persone che lo ascoltavano, ho creduto, facendo uno sforzo della Madonna, vi posso assicurare, che questa cosa dovesse essere raccontata anche agli altri, perché è una cosa totalmente personale e io un po' mi vergogno, insomma, anche di dire, di fare di queste cose, perché non è che tutti abbiano il coraggio di dire quello che è successo a me. Se fosse successo a un altro, quanti hanno il coraggio di sputtanarsi, tra virgolette, in questo modo? Io l'ho dovuto dire, perché ho detto, va bene, anche se è una puttanata, però io sento che la ricerca ora va in quella direzione, che è lì il futuro dell'umanità. Ve la dico, ve la do, fatene quello che volete, però io ho la coscienza pulita perché ve l'ho data. E quindi c'è stato l'opinione pubblica che poi mi ha risposto in un modo incredibile, perché mi hanno detto, o forse tutti quelli che mi hanno scritto fanno parte di una categoria ben precisa, gli altri, quelli che mi hanno a schifo, chiaramente non mi hanno scritto, c'è da tenere presente anche questo. Però quelli che mi hanno contattato hanno detto, ma guarda, te hai fatto questa esperienza, è molto importante, noi la apprezziamo moltissimo, ora condenso tutte le mail che ho ricevuto e credo che tu hai ragione, che le cose devono andare in quella direzione, che poi ora voglio ribadire un concetto fondamentale. L'esperienza che io ho creduto di fare, lavorando sul mio lobo destro, sul mio emisfero destro, lasciando la mia parte animica, diciamo la parte femminile di me, un po' compressa fino all'età di 61 anni, andare, dire vai tu, fai tu, guarda tu, torna e poi me la racconti anche al lobo sinistro. È stata una cosa per me nuova, che ho fatto fatica ad accettare questa cosa qui. I motivi sono milioni perché devi fare fatica, perché accetti la tua parte femminile di te anche, no? Ora siamo nel periodo dei supermaci, da Bossi a Maroni, che il nome non è una garanzia, ma insomma è così. Voglio dire, io mi sono trovato a dover raccontare questa cosa pensando che sarei stato preso per il culo da tutti, però l'ho voluto fare lo stesso. E la cosa importante che io voglio sottolineare in questa prima fase di questo colloquio, di questa trasmissione, è che io credo di non essere impazzito. Io ho avuto una certa esperienza, il mio lobo sinistro, la mia parte animica, la mia parte femminile ha visto delle cose, le ha poste all'attenzione del lobo sinistro, la parte maschile di me, il quale le ha reinterpretate sulla base dei 60 anni di vita che io ho passato. Cioè, non è che io vedo la Madonna che mi entra in camera e domani mattina dico mi è entrata in camera la Madonna. Vedo questa cosa, passo tutte le informazioni al lobo sinistro e il lobo sinistro le reinterpreta, come sa fare lui, in modo sbagliato, in modo giusto, attraverso la mente. Ed io ho cercato di capire, con tutto quello che avevo studiato, che avevo fatto, Jung, Freud, Neumann, Hillman, Erich Fromm e chi più ne ha più ne metta, la mia esperienza. E ho scoperto delle cose che sono molto interessanti e le ho volute dare alla gente. Non sono impazzito, o forse sì, ma la garanzia che vi sto dando in questo momento è che tutte le mie visioni sono state reinterpretate dal lobo sinistro, da quella cosa che mi ha portato all'età di 61 anni finora a vivere sapendo che 2 fa 4. Qui
una cosa importante da dire che mi sembra interessantissima è la considerazione che la gente ha della New Age, perché alcuni potevano dirmi molti hanno avuto paura anche all'interno dei nostri collaboratori che il discorso che facevo fosse talmente New Age che la gente dicesse vai, Malanga è impazzito, punto numero 1, punto numero 2, ora manda a puttane tutte le ricerche serie che abbiamo fatto finora che si basavano sul 2 più 2 fa 4. Beh, intanto mi hai già mandato a puttane 3/4 della scaletta. ma io lo so, ma non me ne sto preoccupando. No, per carità, volevo dire che io mi ero appuntato un po' di cose da dire, tu hai già affrontato buona parte di quello che ti volevo chiedere. Se mi permetti, fare un piccolo passetto indietro, quando tu ci hai parlato del tuo rapporto con la parte femminile, c'era una domanda che ti volevo fare e che probabilmente si tratta un po' di domande anche di carattere personale, vabbè, sì, o come se quell'esperienza lì fosse estranea, voglio dire, ma com'è stato il tuo rapporto con l'altro sesso nella tua vita? Meraviglia. Domanda meravigliosa, questa è una domanda meravigliosa. Io vorrei sapere, e magari lo vogliono sapere anche i nostri ascoltatori, se ti sei sposato presto o tardi, se hai avuto altre relazioni importanti, a parte le relazioni sentimentali, il fatto di essere stato figlio unico, pensi che in qualche maniera abbia influito sulla tua formazione emotiva, nel non avere fratelli o sorelle o cose di questo tipo? Ecco, questa era un po' la domanda. Bene, non so a chi possa interessare questa cosa, ma io ve la racconto. Ve la racconto perché io ritengo che non si debba, nella mia posizione, con tutto quello che ho detto finora e che ho fatto finora, avere nessun segreto per nessuno. Allora, io sì, sono nato figlio unico e il figlio unico viene o bene bene o male male. Io non so come sono venuto, però il figlio unico ha la caratteristica di non essere in grado, proprio perché non ha nessun fratellino da picchiare, di confrontarsi con un altro. Il confronto viene nel tempo molto più doloroso perché tu diventi grande e tutte le cose che dovevi sapere da bambino piccolo le sai solo quando in realtà tutti già le sanno. Quindi sei fuori da ogni possibile realtà. Io ho sempre vissuto, io abitavo alla Spezia, al 7° piano di un attico in cui i miei genitori, i miei nonni non volevano neanche che parlassi con un ragazzino che abitava sempre al 7° piano di fronte e ci parlavamo dal terrazzo. Bene, non ci potevo parlare con quel ragazzino lì perché la mia nonna aveva litigato con la mamma di quel ragazzino e quindi io non potevo parlare nemmeno con lui. E quindi la mia liberazione nasce dal momento in cui i miei genitori finalmente si separano. Che meraviglia, dopo 22 anni di matrimonio si sono separati e la mia media all'università è passata dal 23 al 30 in un colpo solo. Questo fu l'istante in cui io capii che i miei genitori mi avevano rotto i coglioni per una vita. Poverini, volevo bene, ma l'andavo a trovare, però l'inizio di dire che profumo, la libertà, finalmente questi non mi stanno più sulle palle, che meraviglia, e io ho cominciato un po' in parte la vita lì, però ho studiato tanto, avevo studiato talmente tanto che quando sono uscito dall'università, che avevo 27 anni e mezzo, mi sono laureato in quel periodo lì, perché io ci ho messo un sacco di tempo, perché 5 anni per studiare chimica non bastano, ce ne sono voluti 7 anni e mezzo perché ho fatto una tesi sperimentale di 2 anni e mezzo con 5 mesi di bibliografia preventiva, cose che ora la gente non sa neanche più cosa vuol dire. Mi sono laureato, subito dopo sarei partito per il militare, ma il giorno dopo in cui mi sono laureato mi sono guardato intorno e ho detto, per la strada, un giorno, guardavo e dicevo, ma quelli della mia età dove sono? C'erano i bambini più piccoli, c'erano i più anziani, e quelli della mia età? Quelli della mia età, cioè la mia generazione, si erano sposati, stavano a casa, facevano i cazzi loro. Io ero stato fuori quasi 30 anni di vita e non mi ero neanche reso conto che era cambiato tutto, perché io avevo studiato. E porca puttana, in quel momento ti senti morire. Certo, perché... Quindi sì, anche gli amici, diciamo,
Assolutamente. Avevo perso tutto, perché io ero stato sradicato dalla Spezia, dove abitavo, dove facevo le vasche in via Chiodo, si dice così, cioè andavo a passeggiare il sabato pomeriggio prima di giocare la schedina con quelli che conoscevo, e non c'erano più quelli che conoscevo, non c'erano più. E quelli che conoscevo, maschi e femmine. Io avevo studiato, ma come? La ragazza, le cose, ma quali ragazzi? Io avevo paura di non riuscire a fare gli esami, perché ero un po' scemotto, quindi tanti esami importanti come chimica generale 1 io l'ho dato 9 volte, stechiometria l'ho dato 7 volte, chimica fisica 1 l'ho dato 3 volte, solo dopo che mi sono laureato e che sono diventato ricercatore ho capito che avevo dato 9 volte chimica generale 1 perché il professore di chimica generale 1 non capiva un cazzo, e quello che capiva ero io. Ma vi rendete conto della mia situazione? Cioè, da buttarsi sotto al treno la sera quando tornavo a casa. Le ore di lavoro erano, partivo alle 6 di mattina da Spezia, arrivavo alle 9 a Pisa, lavoravo fino alle 8 di sera in laboratorio, tornavo a casa, dormivo 2 ore, perché arrivavo alle 2 di notte a casa, e alle 6 di mattina riprendevo il treno per tornare. Capito? E chi aveva tempo di vedere la ragazza? Ma quale ragazza? La parte femminile di me. E dove la trovavo? Io avevo paura di essere buttato fuori. Il problema era che Monti oggi sarebbe contento di sentire dire questa stronzata. Mario Monti. Io avevo paura di non riuscire a laurearmi, quindi avevo paura di non trovare un lavoro, avevo paura che non avrei preso uno stipendio, avevo paura che sarei morto di fame. Quindi la mia paura era: sì, io sono un cretino, devo lavorare 100 volte più di un altro per arrivare a un certo punto, perché sennò non erano i tempi in cui votavo Partito Liberale. Aia. Hai capito com'era? Poi sono cambiato, ovviamente, perché nella vita cambia le cose, no? Ora sento Mario Monti che, se io avessi sentito Ido Tempore, mi sarebbe sembrato un ganzo, che l'altra sera in televisione dice che la ricchezza è un bene. E io ho capito perfettamente, poverino Mario Monti, perché non funzionerà. Perché la ricchezza non è un bene, la ricchezza è una grande stronzata. Ecco com'è cambiata la vita. Quando avevo 27 anni potevo pensare una cosa e oggi la penso in un modo diverso. Mario Monti è bravissimo nel portare avanti la società che gli è stata affidata, perché ne deve allungare la sopravvivenza. Mario Monti dovrebbe capire che questa società è una merda e che i soldi non valgono un cazzo. Ma Mario Monti, della Bocconi e tutto il suo governo fanno di tutto, e sono in buona fede, per tentare di allungare la vita di un morto, che è quella della nostra società. Vedi come cambiano le cose? E nel frattempo c'è il rapporto che ho con la parte femminile, inesistente. Mi innamoro 3 o 4 volte, follemente, cagato 0 sempre. La frustrazione in questo senso arriva a 2000, se si può dare come si dice, un valore. Un valore, ecco, a questa cosa qui. E cerco però di confrontarmi con la parte femminile, perché io tutto sommato ho un sacco di difetti, ma un pregio ce l'ho. Guardo, cerco di capire, e questa parte femminile a me mi interessava, mi alluzzava, non capivo, insomma cercavo nell'altro qualcosa che dovevo cercare prima dentro di me. Ora sai com'è, Alberto Manzi, non so, molti di voi saranno giovani, non se lo ricorderanno più, insegnava, sì. il maestro, non è mai troppo no? tardi. Non è mai troppo tardi, ecco, quindi anche io, poverino, prima o poi ho creduto di capire delle cose, ma se le ho capite a 40 anni, quando poi mi sono sposato, e le sto capendo ancora ora, insomma sì, certo la gente può vedermi come un idiota al di fuori dello spazio e del tempo, una persona che inadeguato, ecco, inadeguato a vivere in questo tipo di società, e forse per questo che io sto vedendo ora
una società completamente differente e sto tentando di denunciarla, perché è vero che io posso essere fuori del mondo, fuori dello spazio, però può anche essere vero il contrario, cioè che io ho ragione e gli altri sono una massa di coglioni. Tu hai citato il maestro Manzi, ma molta gente ha voluto vedere anche te un po' come il Manzi del 2000 che dice non è mai troppo tardi per imparare cos'è scienza e come funzionano certe cose, per cui forse non è stato un male, ma ci stai dicendo praticamente che non è il classico gruppo di amici storici con cui vai a mangiare la pizza oppure qualche hobby che condividi con qualcuno, cioè cosa fai nel tempo libero, ammesso che ne abbia, e con chi lo condividi? Questa domanda è una domanda lo so, me ne sono preparate anche di peggiori. Però, benissimo, a me mi piace. In realtà io non ho tempo libero, non ho mai avuto tempo libero, ora non avevo tempo libero. Prima che avessi questo problema di salute agli occhi, io facevo dalle 2 ai 3 PCT e ipnosi al giorno, oltre che fare tutto il lavoro di chimico al Dipartimento di Chimica, quindi gli studenti, i corsi, le reazioni, la bibliografia, il computer, insomma tutto. E non potevo avere tempo libero, non esiste. Perché devi avere tempo libero? Ti telefona quella che si sta per suicidare, cosa fai? Gli dici di no? È così che funziona. E allora la mia parte animica ha deciso di fermarmi, mi ha detto vaffanculo, ora ti chiudo in una botte di ferro in cui te dovrai, se vuoi guardare qualcosa, guarderai solo dentro di te, fuori basta. E questo è quello che è successo in qualche modo. Lei mi ha costretto e io gliene sono grato di fare questo salto che io non avevo ancora potuto fare, cioè di guardare dentro di me. È così che ho scoperto la mia parte femminile, cioè il mio alter ego, che mi ha permesso poi di iniziare un rapporto nuovo con tutta la parte femminile, con tutta la parte animica dell'universo, che avevo sempre trattato con grande distacco. Sai, nelle ipnosi, te sei un addotto femmina, mamma mia, il termine addotto femmina è una cosa tremenda. Io utilizzavo il termine addotto femmina. Cioè, vi rendete conto della... Ora io mi rendo conto della... Ora è un termine quasi da genetista più... Ma non so, è una cosa tremenda, no? È come dire il paziente. Perché il paziente è paziente? È paziente perché ha pazienza, perché se no li manderebbe tutti a fare in culo i medici, probabilmente, o la maggior parte di essi. L'addotto femmina era un sistema asettico per dire io cerco di portarti fuori perché la cosa mi interessa, io ho la missione, ti devo portare fuori dal problema dell'adozione, ti devo liberare, te devi essere liberato, però io con te non c'ho niente a che fare, io sono super partes. E invece questa è una grande cagata, perché in quell'istante te rifiuti quella, mentre la facevo, la rifiutavo, l'azione che c'è tra me e il cosiddetto paziente, cioè l'addotto, in quel caso era l'addotto. Ci deve essere una relazione di mutuo, un rapporto di un profumo che noi ci scambiamo. Questa è una cosa che ti volevo chiedere un po' più avanti e che completa, forse ti do l'opportunità di completare questo discorso qui. Però una domanda secca che ti volevo fare e che molte persone l'hanno fatta, insomma, così in giro è questa. Tu che insegni alle parti animiche a fare i miracoli, cioè detto così, no? A modificare lo spazio, tempo e energia, arrivando a risultati sorprendenti, come ci hai già detto nelle tue conferenze, come mai, ci si chiede, non fai un miracolo su te stesso e ti guarisci da solo? O meglio, riprogrammi la tua parte animica per fare questo, no? L'effetto della liberazione proviene proprio da una riprogrammazione della parte animica. Come mai? Sì. Allora, premetto che qualsiasi risposta darò sarà interpretata personalmente, perché questa è una domanda che si presta ad
è come una domanda politica. Sai che il politico quando ti risponde in un modo che te non capisci mai che cosa vuol dire, e poi viene reinterpretata, così come la figura di Gesù Cristo che viene reinterpretata. Massimo D'Alema un giorno disse che Gesù Cristo fu il primo comunista. Ecco, io Massimo D'Alema non lo conosco di persona, lo conobbe mia moglie una volta quando era giovane, perché lui lavorava e studiava a Pisa, e mia moglie mi disse era antipatico anche da giovane. Ecco, non avevo dubbi. Sì, assolutamente. Dire che Gesù Cristo è il primo comunista vuol dire pigliarci per il culo, soprattutto perché la figura di Gesù Cristo è una figura storicamente inesistente. Allora io vi dirò la mia risposta che io ho chiesto a quella che era la mia parte animica, e la mia parte animica con grande candore dice delle cose allucinanti. Con grande candore mi dice: no, te non puoi guarire ora così rapidamente, perché se guarisci ora tu ti rimetti a fare quello che facevi prima, e noi non vogliamo, io non voglio, perché te devi preservarti. Ecco, e questo è uno dei motivi del perché io ho smesso di fare il TCT, di fare le ipnosi, di fare il salvatore della patria, dell'umanità, perché ho promesso alla mia parte animica che non l'avrei mai più fatto. E questo prevede anche un aspetto tecnico su quella che è la nostra ricerca, perché devo in qualche modo demandare altre persone a fare le cose che facevo io, perché noi riceviamo le richieste tutti i giorni. Io ricevo le richieste di persone che hanno problemi sulle adozioni, e tutti i giorni, inevitabilmente, la risposta è sempre la stessa: io ho smesso, non lo faccio più. L'ho promesso alla mia parte animica quando era parte animica, perché ora è diventata un'altra cosa, e io le promesse le devo mantenere, soprattutto con me stesso. Ti pare? Evitiamo magari un moto di sconforto in chi ci sta ascoltando, e diciamo che questa comunque è una cosa che abbiamo preso in considerazione, magari affronteremo anche in una prossima puntata con altri che sono stati tuoi collaboratori, per comunque, visto che le promesse vanno mantenute, che in questo c'era una forma di promessa, nel senso vi aiutiamo, vedremo in qualche maniera comunque di dare degli strumenti o fare in modo che le persone possano. Assolutamente. Però io ti chiederei un'altra cosa, Corrado, perché questo è un aspetto, un'interpretazione, oltre a quella che sei impazzito, diciamo che questa è coerente. Hai preso in considerazione altre possibili interpretazioni di questa cosa? Sì, parliamo di psicosomatica, no? Alla fine. Sì, certo. Hai preso in considerazione altre interpretazioni oltre a questa che ci hai appena descritto? Dunque, sì. Allora, guarda, io sono appuntato un paio, se vuoi che ti dia un'imbeccata, se no. Ma sì, poi sì, volentieri. Non potrebbe essere stata, per esempio, una stanchezza di occuparsi degli addotti, di essere sempre al centro dell'attenzione, pubblicare, parlare e fare questa ricerca. Quindi un problema fisico come scappatoia inconscia, alla presa di coscienza, anche magari, come tu ci hai detto, di aver visto delle cose in un'altra maniera e dovertene fare carico. Sì, questa potrebbe essere, oppure assolutamente un possibile atto di sabotaggio esterno, come qualcuno ha voluto vedere. Quindi niente, sì, blocco della Corrado Malanga ad opera dei suoi nemici evidenti, non so, alieni militari. Benissimo. Allora, delle ancore, un'introspezione in questo certo. Dunque, per quanto io mi senta di dare questa risposta, proprio perché ho fatto delle introspezioni, cioè io ho cercato di vedere dentro di me, di capire che cosa era successo, e la mia parte animica mi ha sempre dato delle risposte molto, molto intelligenti e molto credibili, molto più intelligenti di quelle che avrei potuto dare io, così, devo dire la verità. La mia parte animica non ha mai messo in dubbio il fatto che non c'è stata nessuna interferenza di alieni, nessuna interferenza di servizi segreti, nessuna interferenza di forze esterne. No, me sono ciecato da solo
direbbe il mio amico Maurizio Vaiata a Roma. Mi sono ciecato da solo. E qual è il motivo? E il motivo è perché mi sono rotto le palle. Mi sono rotto le palle in un certo momento della mia vita. Mi era già successo, qualcosa del genere mi era già successo 17 anni prima. 17 anni prima io avevo avuto una fenomenologia analoga all'occhio destro, che si è poi conclusa più o meno come si è conclusa questa. Mi ricordo perfettamente che io usavo fare del male a me stesso per non fare del male agli altri. Mi ricordo quella volta, 17 anni fa, in cui litigai con una persona, ma litigai in un modo, cioè non stavo ora gli metto le mani addosso e l'ammazzo, su una cosa importante, che è una cosa, ci sono delle cose per me che sono importanti, sono indimenticabili, non ci si può passare sopra, e in quell'istante l'occhio un po' mi esplose, mi si abbuiò, e in quello stesso istante mi si spaccò la lente del vetro degli occhiali che avevo davanti all'occhio. Io ho avuto sempre un rapporto col vetro molto particolare, quando mi incazzo scoppiano i vetri. Purtroppo è così. E quella volta l'occhio, io per non far fuori la persona che avevo davanti mi sono fatto del male a me stesso. E la stessa cosa che è successa oggi, a 17 anni di distanza. Il mio punto debole è gli occhi. Uno ha un punto debole che può essere un'altra cosa, ma io sono stato operato da piccolo agli occhi perché ero strabico. Hanno sbagliato l'operazione, da strabico concentrico sono diventato strabico divergente, e quindi la camera oculare, tutte queste cose qui sono il punto debole. Quindi quando una cosa scoppia, una pentola scoppia, si spacca nel punto più debole, e io evidentemente la parte oculare c'ha questo problema. Ma la parte oculare ha anche un altro problema, e il problema è che io non voglio vedere le stronzate che mi vengono poste davanti, non le voglio vedere, e quindi in qualche modo c'è un aspetto psicosomatico, rifiuto di vedere. Avevo già deciso, voi lo sapete bene, tutti lo sanno, di smettere con Skype, di togliere la posta elettronica, di cambiare il numero di telefono. Non sono arrivato in tempo, perché poi qualcosa è successo e io mi sono trovato che mi è esplosa quest'altra cosa. E questa è la mia interpretazione. La mia parte animica mi dice che è così, e io, siccome ho sempre creduto alle parti animiche degli altri, che mi hanno sempre detto le cose vere, la realtà dei fatti, non ho nessuna ragione per pensare che la mia parte animica mi possa dire una stronzata. Qualcuno potrebbe pensare, io me la sto immaginando, c'è un problema che si chiama dissonanza cognitiva, per cui ti aggiusti le cose a tuo favore. Ecco, questa è una cosa che non è a mio favore, perché io con questa spiegazione mi sto dando del cretino. Beh, no. Magari forse tu avevi già preso coscienza di questa cosa, come ci stai dicendo, però lei aveva messo in atto un processo irreversibile. Può darsi. E allora, siccome la domanda era, ma come, non ti puoi guarire da solo, te che hai insegnato agli altri a autoguarirsi? E ecco, la mia parte animica mi ha detto no, ora no, perché se no te ti rimetti a fare quello che facevi prima, e non ti fa, quindi piano piano, senza fretta. E io sono fiducioso. Tu hai avuto altri esempi, altri casi del genere, dove la parte animica fa volutamente del male, tra virgolette, al contenitore? Oh sì. Ce ne puoi citare qualcuno? Sì. Mamma mia, questa è una cosa un po' complessa. Sì, in ipnosi succede di tutto. Quando noi lavoravamo con l'ipnosi, sia io che alcuni miei, quelli che erano e che non sono più miei collaboratori, su questo ci tornerò dopo, mi ricordo di un caso recente. Io sono anche sicuro che la persona di cui parlo ora, che è il caso più recente, mi sta ascoltando. La parte animica, durante un'adozione militare,
Questo ragazzo si sveglia che la spina dorsale gli funziona male e lui sta perdendo l'uso delle gambe. Quindi lo porta in ospedale, eccetera, eccetera, controlli e cazzi vari. Ma lui ricorda, ha dei sogni, ha dei ricordi particolari in cui qualcosa è successo la notte prima. Insomma, per farla breve, in uno stato di percezione alterata, come può essere quella dell'ipnosi, che è una percezione in realtà allargata, non alterata, ricorda perfettamente che i militari hanno tentato di riprenderlo. La sua parte animica, che è energeticamente sempre molto incazzosa, brucia tutto e brucia anche un po' il suo contenitore, di cui gli importa poco. E nel bruciare questo gli brucia anche un po' quelle che sono le terminazioni nervose della spina dorsale. È un esempio, ma è una cosa che ci ricorda molto la fenomenologia che ha studiato anche con me, ma l'idea principale è stata sua, Alex Torinesi, con il quale abbiamo scritto un paio di articoli sui fenomeni di autocombustione. Fenomeni di autocombustione che noi non capivamo assolutamente di che cosa si potesse trattare. Alex Torinesi ha l'idea che si potesse trattare di un problema particolare che riguardava tentativi di adduzione. La nostra analisi ci porta proprio lì, cioè la parte animica, quando si rompe le palle e decide di bruciare tutti, brucia tutto e brucia gli alieni, ma brucia anche il suo contenitore. Quindi, ahimè, sì, la parte animica va anche un po' educata in questo senso, perché se te non glielo dici, lei con la potenza che ha, e soprattutto quando vive in modo distonico la vita del suo contenitore, per cui, tra parentesi, bisogna dire che il soggetto deve essere recuperato con una particolare, chiamiamola terapia, tra virgolette, cioè devi far capire alla sua parte animica che vivere in questo contenitore è bello. E te glielo fai capire, e io glielo faccio capire, perché? Non perché sono tanto bravo a far capire le cose o a vendere un frigorifero ai chinesi, ma perché è vero. E quindi quando te dici la verità, la parte animica ti capisce e dice: ah cazzo, non ci avevo pensato che si poteva fare anche così. E allora cambia tutto, il rapporto della parte animica, che diventerà protettrice del suo contenitore da quel momento in poi, e non prigioniera del suo contenitore. Però ecco, ahimè, ora la risposta è stata un po' lunga, ma ho dato anche un'idea un po' di tutto quello che succede accanto a questo, attorno a questa problematica. Mi emerge anche che la parte coscienziale più grande della componente animica non sta a significare una maggiore comprensione delle modalità dell'universo. Assolutamente no. Io ho conosciuto tanti addotti che si sono liberati dal problema alieno, tanti addotti che hanno acquisito coscienza del problema alieno, dell'universo, della vita oltre la vita, eccetera, eccetera, che al di là di questo nella loro vita hanno fatto una marea di cazzate in altri campi che sono indescrivibili. Sì, c'era appunto questa idea che veniva probabilmente ad una cattiva interpretazione di quello che tu hai detto nel corso degli anni, che appunto la parte animica, avendo una parte coscienziale più grande, questo corrispondesse appunto ad una capacità di comprensione e di interazione, diciamo, con e anche con il proprio contenitore, mentre dici che non è così. No, non è assolutamente obbligatoria questa cosa. Cioè, prima perché la parte animica acquisisce coscienza in determinati settori e non in tutti i settori, cioè in quei settori in cui fa esperienza. Quindi se gli capita un altro settore, la parte animica sovente, che non ha coscienza della propria capacità di gestire le cose, soprattutto quando la parte animica non è una parte animica bambina, si potrebbe dire così, non sa come reagire. E io ho potuto constatare una cosa, però bambina nei confronti del problema del Darcio. Sì, assolutamente, certo. Quindi potrebbe anche, no, perché scusa se ti interrompo, sai, però questa è una cosa fondamentale. Noi ci troviamo per esempio con delle indicazioni valide per tutti per il dopo abduction, ma invece ci sta dicendo che non è così, ovvero ogni anima ha la sua esperienza, e per cui dire chi esce dal problema si comporta in una certa maniera, altrimenti vuol dire che c'è ancora dentro, non è più tanto valido.
Sì. Risposta ad ampio spettro. Molte parti animiche che io ho trattato dicono: sono uscita dal problema, allora posso anche andare di là, posso far morire il mio contenitore, tanto a me che cazzo me ne frega, quello che dovevo fare l'ho fatto, quello che dovevo capire l'ho capito, basta. E no, te hai capito solo questo aspetto, un aspetto dell'adozione. Ma che cosa ne sai te di altri aspetti, del rapporto con altre parti animiche, per esempio, del rapporto con gli altri esseri umani, di come è fatto l'universo, di questa giostra che è l'universo, che noi possiamo modificare, cambiare come vogliamo e creare ora noi, perché fino a questo istante ce l'hanno creata, ci hanno fatto vedere chi comandava, che la giostra era fatta in un certo modo. Ma la giostra è finta, la giostra la facciamo noi ora che sappiamo le regole. Perché andare direttamente alla coscienza? Non si può stare un pochino qui e giocare con la giostra, no? Allora te devi prendere la parte animica e gli devi dire: guarda, te puoi fare quello che vuoi, se vuoi tornare a casa, vuoi andare a dormire subito, vai, però già che ci siamo, perché non facciamo la vera esperienza per cui siamo venuti qui? Perché altrimenti avremmo fatto solo l'esperienza finta che hanno voluto i nostri padroni politici, i nostri padroni delle chiese, i nostri alieni che hanno creato tutto questo. Ma andiamo a fare in culo tutti quanti, creiamo ora noi la nostra realtà e ci giochiamo e facciamo i cazzi che vogliamo e ci divertiamo, perché la vita nella sua virtualità è divertente. Ecco, da questo punto di vista la parte animica non ha spesso coscienza di questo fatto e pensa che va bene, allora, sì, l'alieno è stato vinto, va bene, allora posso anche morire, chi se ne frega, morire, cioè posso far crepare il mio contenitore, non ce n'ho più voglia di stare in questo contenitore, si dice così, ora posso tornare a casa, no, ora è il divertimento, che male c'è nel divertirsi, ora possiamo giocare veramente, ecco. Certo, mettiamo una lente di ingrandimento bella grossa sopra quest'anima. Occhio che ti faccio una domanda complessa come quella che faceva Buongiorno in Rischia Tutto, quindi vediamo se riesco a fartela bene. Facciamo anche una piccolissima premessa che è questa. Noi sappiamo che l'operatore che si occupa di queste cose in qualche modo può influenzare il soggetto, soprattutto se non siamo in presenza di un'ipnosi profonda e ben condotta. Cioè, se l'operatore non sa che esiste questo fenomeno e non si pone nelle condizioni di ridurlo al minimo, la possibilità che le convinzioni passino ad un livello inconscio è reale, giusto? Detto questo, il termine anima da dove deriva? Quando e come succede che la parte animica definisce se stessa? E quali sono state le procedure per verificare questa ipotesi nell'ambito di una ricerca che ci dà per vero il dato che, per esempio, gli angeli custodi sono in realtà gli alieni, il Lux, no? Cosa ti ha fatto pensare che questa parte non fosse a sua volta qualcosa di esterno a sé, considerato che la tua ricerca sin qui sanciva la non universalità di anime, ovvero c'è chi ce l'ha e chi no? E come possiamo distinguere un comportamento simbiotico da uno parassitario? Se vuoi è facile, facile, bene, facile. Questa domanda ovviamente mi è stata fatta tante volte. Mi spiace, mi si termini tecnici. No, ma non abbiamo mai parlato in un contesto del genere. Ma come? Abbiamo il Lux, abbiamo l'alieno, la memoria inattiva che sono i parassiti. Perché non considerare anima un altro parassita? No? E questo fondamentalmente è qui il discorso. È semplice, perché all'inizio avremmo potuto anche credere questo. Ci sono state tutta una serie di ipnosi che ci hanno portato a pensare che le cose fossero in modo differente. Perché? Un aspetto banale era che mentre gli altri parassiti volevano sfruttare la situazione, la parte animica si trovava costretta a vivere in questo corpo che si era scelta per fare esperienza. Ma se fosse stato per lei, quasi quasi se ne sarebbe anche evitato. E poi c'è un altro aspetto. Una volta una dotta di Milano che viveva dalle parti di Lucca, una signora con 2 o 3 figli, non mi ricordo perché è passato tantissimo tempo, in ipnosi,
una delle prime volte, sono passati 15 anni, non mi ricordo neanche quanti anni sono passati, ma l'ipnosi ce l'ho come se fosse ora davanti agli occhi. La parte animica interrogata da me, che facevo l'interrogatore, l'inquisitore di anime. Allora, come si fa, gli dico io, a vedere se uno è anima o non è anima? Allora dicevo, ha anima o non ha anima? E la parte animica di questa signora mi dice, si vede. E io di ritorno gli dico, ma io non la vedo. E lei di ritorno mi dice, ma io sì. E pensando in quell'istante, smarrito, perché non sapevo più cosa rispondere, cosa dire, come incalzacazzo, che cazzo gli dico ora? Evidentemente la parte animica di questa signora guarda nella mia testa e allora dopo un po' si rende conto del mio smarrimento e aggiunge, l'anima è quello che vedi. Ecco, in questo contesto vuol dire che quando anima è nel contenitore, con lo spirito, la mente e tutto il resto, che poi vedremo essere diverso, cioè essere una sfera unica di coscienza, il tuo corpo è anima, non c'è nessuna differenza tra anima, corpo, mente e spirito, tu sei quello che vedi. Questo tipo di risposta ti fa chiaramente capire che anima è lei che crea il corpo, non è l'alieno che usa il corpo di un altro. C'è questa fondamentale differenza che dentro di te lo senti che c'è diverso, che è diversa la cosa, che il rapporto con la tua parte animica che tu cerchi di recuperare, io ho tentato di recuperare dentro di me, ci parli e lei ti dice delle cose. Quando si parla all'alieno ti racconta solo delle stronzate tremende. E la differenza fondamentale è che l'alieno sa tutto. Io so questo, io so quello, io so quell'altro, io sono più vecchio di te, io sono più saggio, noi le cose sono state sempre fatte così, quindi bisogna farle così. La parte animica ti dice non ci sono regole, ognuno può fare quello che vuole. Cos'è il buono? Cos'è il cattivo? Non lo so. Ti dà una idea totalmente differente della realtà, che è molto più simile anche a quella che il lobo sinistro, compagno di tutti, dà, cioè la realtà della fisica di Bohm, la realtà della virtualità di Pribram. L'universo è solo un ologramma, l'ologramma che abbiamo creato noi l'abbiamo creato questo ologramma. L'alieno ti fa credere di averlo creato lui, la parte animica non si ricorda di averlo creato lei. Sono due cose totalmente differenti, non ci si può sbagliare. Quindi prima, quando parlavi di giostra costruita e con queste regole, ci stai dicendo che ora è anima che ha creato questo tipo di regole, ma sì, dicendo anche che non desidera che ci siano delle regole. Sì, dov'è l'errore fondamentale? L'errore fondamentale è che noi vediamo tutto all'interno di una virtualità, cioè all'interno di un universo in cui esiste il chiaro, lo scuro, l'acceso, lo spento, il buono, il cattivo, il demone e il Dio. In realtà è la parte animica, se non sufficientemente attenta, cade in questa virtualità, perché lei in parte è frutto della stessa virtualità. Bisogna ricordare che secondo il mio modo di vedere le cose, chi comanda l'universo ha preso la coscienza e l'ha stritolata in un colino. In questo colino c'erano 3 buchi. La coscienza da questi 3 buchi è passata come anima, come mente e come spirito. Le 3 entità si sono divise, ma erano solo coscienza, erano la stessa cosa, erano una cosa sola e non si ricordavano più di essere una cosa sola. Quindi anima, mente e spirito pensano di essere 3 cose diverse e in questo universo duale, virtuale, finto, credono ancora di essere cose diverse, a meno che tu non glielo ricordi. Guarda, vedi che eri tutto un insieme, tutt'uno, con spirito, con mente. Tu non sei blu, tu non sei gialla,
anima blu e anima gialla, tu sei anima che ha tutti i colori, che vuoi essere bianca, bianca, vuoi essere blu, blu, vuoi essere tutti i colori, e mente e spirito sono tutta la stessa cosa, solo in quell'istante anima, mente e spirito si riuniscono in un nuovo TCT, in un nuovo tiro del color test, diventano una cosa sola come non sono mai stati, se lo ricordano e da quel momento non possono più essere presi, ma da quell'istante si ricordano che le regole, in quell'istante capiscono e comprendono e si ricordano che le regole non esistono, che le regole gli hanno fatte credere gli altri che esistevano, e allora se anima, mente e spirito sotto forma di coscienza devono vivere in questo universo, sai cosa si fa? Lo giochiamo noi l'universo, lo facciamo noi l'universo come vogliamo, la giostra la facciamo girare noi con la velocità che vogliamo noi ora. Questo aspetto qui della coscienza, delle tre parti che comunque facevano, che sono un'unica coscienza, noi l'avevamo capito già anche tramite SIBAD, comunque anche nel TCT e con tutte le tue ricerche questo emergeva. Qualcuno ha voluto vederla come una novità questa, nel senso che... Sì, capisco. Qual è? No. Ti dico subito qual è il problema. Il problema è un problema di termini. Quando noi facevamo il TCT all'inizio, cioè il triade color test, e facevamo unire anima, mente e spirito in un'unica entità, lo facevamo in un modo diverso da come si fa ora. Cioè noi dicevamo alle tre entità: guardate che voi dovete essere unite, nel senso che dovete essere amiche, dovete vibrare tutte alla stessa frequenza, così la vostra coscienza di anima, di mente e di spirito, che rimangono come tali, si uniranno in un'unica vibrazione e voi vi parlerete tra di voi, come se foste un'unica identità, pur mantenendo le vostre diverse capacità di pensare, di agire, di vedere. Ora la cosa è differente, anche se sembra uguale. Perché io non dico più ad anima, mente e spirito di fare questo, io dico ad anima, mente e spirito di ricordarsi che erano un'unica cosa, non che sono tre cose che devono andare d'accordo, che sono tre pezzi staccati di un'unica cosa e che non se lo ricordano più. C'è una bella differenza, perché c'è come un ricongiungersi familiarmente, in qualche modo. Si scavalca il problema di quando si va di là, la mia parte animica, la mia mente, me la porto o la lascio qui? Il mio spirito lo porto o lo lascio di qua? Molti addotti si chiedono questo, no? Bene, certo. Molti addotti. Gli esseri umani, perché poi non è più un problema di addotti, mi viene in mente mentalmente qualcuno che mi sta comunicando questa cosa nella testa, di dire digli questo, no, cioè il discorso che si è fatto finora era un discorso per addotti, il discorso che si fa da ora in poi è un discorso per tutti. Anima, mente e spirito non sono tre pezzi diversi, tre cose differenti, sono tre pezzi di una cosa unica, che è la coscienza. Nell'istante in cui la coscienza si ricorda di essere i tre pezzi, tutto diventa uno. Nessuno ti può più prendere, nessuno ti fa più niente. Sai che cosa vuol dire questo nel mondo della virtualità, no? Vuol dire che non esiste più il duale, non esiste più la separazione, non ci sono più i muri, non ci sono più i buoni e i cattivi, ci sono solo le persone, non ci sono più i cattolici e i protestanti, solo le persone, non ci sono più quelli che votano a destra e a sinistra, solo le persone, non più quelli che comprano la Fiat e quelli che comprano l'Alfa Romeo, solo persone. Quindi, Corrado, scusa se ti interrompo, ma quindi quella definizione che avevi dato qualche tempo fa del fatto che potevano esserci persone prive di anima e quindi solo spirito, mente e corpo, quindi alieni, militari, politici, massoni, miliardari, la Lega combriccola verso la quale si è scagliato in passato, ritenendoli privi di prerequisiti per comprendere questo argomento, sono quindi anima anche loro, per cui stiamo praticamente sdoganando Berlusconi, Pinotti, Giurati. No. Va detta un'altra cosa, a parte il fatto che io non ho ancora le idee chiare su certe problematiche come queste che mi stai proponendo, però sembrerebbe, quindi prendetelo con beneficio di inventario, che tutto il palinsesto rimanga in piedi, ma in quale modo? L'uomo primo, chi per lui, cioè il fautore di tutto questo inganno,
o chi per lui anche sopra, ha preso la coscienza, le coscienze, e le ha passate in questo colino con 3 buchi da cui usciva anima, mente e spirito. Anima, mente e spirito, un altro pezzo di coscienza, anima, mente e spirito. Poi alcuni hanno trovato dei contenitori in cui entrare, tante anime non hanno trovato nessun contenitore in cui entrare e sono lì che girano un po' a cazzo, diremmo noi, e non hanno avuto ancora la possibilità di fare le loro esperienze. Ti vorrei interrompere un attimo per riallacciarmi un attimo alla teoria del superspin e a quella particolarità delle componenti di non poter esistere da sole in questa parte dell'universo, ovvero che ne servono almeno 2 coscienziali. Sì. Dove gironzolano queste anime, quindi, di cui ci stai parlando? Anima, io mi ricordo, riprendo la stessa persona a cui facevo riferimento prima, la cui anima era un'anima molto interessante perché mi dava delle indicazioni allucinanti. Si tratta sempre di 15 anni fa, in cui: dove abiti? Dico ad anima, erano le prime volte che io mi trovavo di fronte a queste esperienze, non sapevo neanche che cazzo di domande fare. Dove abiti? E questa mi dice, non risponde, passano dei secondi in silenzio, percepisco la difficoltà nel formulare una risposta. Non capisco perché ci sia questa difficoltà, ma percepisco la difficoltà. A un certo punto, dopo che la parte mentale praticamente mi risponde non capisco la domanda e io non riesco a riformularla in un altro modo, passano alcuni secondi e poi la parte animica mi dice: noi non abitiamo in un posto, non è un posto dove abito, il posto esiste perché esisto io. Ora, dietro questa risposta c'è un libro che si potrebbe scrivere di fisica quantistica. Siccome io esisto, nell'istante in cui io esisto in un posto, il posto è stato creato, perché io ho creato il posto dove stare. Un attimo di silenzio, io sempre più smarrito, e poi questa parte animica candidamente mi viene incontro dicendomi: noi abitiamo tra un tempo e l'altro. E questa cosa, siccome io ho studiato quantistica, il mio professore era Marco Maestro era il suocero di D'Alema, tanto per dare una collocazione spazio-temporale, no? Super comunista, che ti metteva pi greco mezzi sul libretto come voto, oppure ti metteva su come voto logaritmo di E, capito? Quando ti buttava fuori dall'esame. Ecco, in quel contesto io comprendo che la parte animica, noi esistiamo tra un tempo e l'altro, la parte animica non ha tempo, quanticamente parlando è in una zona della virtualità in cui il tempo non esiste, quindi anche se questo concetto può essere difficile da comprendersi, c'è una zona matematicamente ben definita da spazio ed energia, ma non da tempo, in cui le parti animiche vagano, non entrando mai nel nostro spazio. Dunque esiste la possibilità che una componente agisca come entità. Da sola, però non nel nostro universo completo. Vale lo stesso anche per le altre componenti? Assolutamente sì. E questo potrebbe in qualche maniera dare un'indicazione per lo studio di fenomeni diversi dall'abduction, quindi spiritismo, voglio dire, no? Ma dunque sì, voi dovete tenere presente questo, che la fisica di Bohm chiarisce molto bene questo aspetto della questione, tant'è vero che molti studiosi di fenomeni di natura paranormale, soprattutto negli Stati Uniti d'America, pochi casi, insomma, hanno creduto di poter vedere nella fisica di Bohm la possibilità di spiegare i fenomeni paranormali. Questo è il motivo fondamentale per cui la fisica di Bohm, sebbene spieghi tutto quello che la fisica normale spiega ed il resto, non è mai stata vista di buon occhio, perché è pericolosa per la scienza. Ti spiega l'esistenza dei fantasmi, è un casino per gli scienziati, no? Lo scienziato non vede di buon occhio il fantasma perché
finché non ne conosce le regole non ne può manipolare. Il fisico voi tenete presente che lo scienziato in generale, io non voglio parlare male del fisico, parlo male dello scienziato in generale. Lo scienziato, che in realtà poi è uno scientista, e c'è una bella differenza, ha paura del mondo che lo circonda, come la persona che lavora solamente con il lobo sinistro, cioè il supermaschio. Ha paura delle sensazioni, ha paura di innamorarsi, ha paura del lobo destro, di tutto ciò che è irrazionale, e quindi accetta solo ciò che è legato alla regola. Ciò che sfugge alla regola è estremamente pericoloso, perché non lo sai manipolare. Questo è il motivo fondamentale del perché la Chiesa Cattolica, per esempio, non vuole le donne all'altare. È una donna, chissà cosa potrebbe fare, potrebbe essere pericolosa, no? Perché il maschio, la Chiesa è maschile, ha paura di questa roba qui. E allora va detto fondamentalmente che invece bisogna cercare di fare un'apertura, cercare di in qualche modo ragionare sia con la parte maschile che con la parte femminile di sé, cioè fino a quando questo processo ci riesce. Piero Angela è uno che ragiona solo sulla parte maschile di sé e non so se avete notato che nei suoi movimenti è molto femminile. È una cosa strana questa, no? Cioè, è come se il corpo volesse ribellarsi a questa esigenza e in qualche modo si comportasse in un modo differente. In mente anche Cecchi Paone, se vogliamo dirne un altro. Cecchi Paone ha un altro tipo di problematica. Io l'ho conosciuta una volta sola, molto, molto forte questa problematica, di cui lui però non fa nessun nasconde, insomma, la sua omosessualità. Il problema è che lui la sua omosessualità gli crea dei problemi, non tanto come uomo che può in qualche modo aver raggiunto la popolarità e quindi l'affermazione con il mondo, con lo spettacolo, con tutti quelli che sono all'esterno. La sua accettazione è compromessa all'interno della sua famiglia, che evidentemente gli crea questa forte aggressività che è sintomo, secondo me, di una fortissima insicurezza di sé. Qui mi stai tenendo il là per affrontare questo argomento che è abbastanza importante, che è proprio quello dell'equilibrio della parte maschile e femminile, quindi anche della questione dell'omosessualità, perché sì, da un certo punto di vista l'idea che viene data, per esempio nel TCT, che tutti devono essere uguali e quindi tutti avere la palla verde davanti e le altre di conseguenza a seconda della lateralizzazione. Sì, veniva suggerita questa cosa dall'interpretazione del TCT, dove le tre lampade appunto devono essere uguali, per cui nasceva l'idea che omosessuale è sbagliato, o troppo spirituale o troppo animico sono sbagliati, e che certo. Questo aspetto è una questione che mi sembra. Allora, noi siamo all'interno della virtualità. All'interno della virtualità è giusto vedere anima gialla o blu che sia, mente verde e spirito rosso nell'analisi di persone tra virgolette normali, perché poi va definita anche la normalità, voglio dire. Normalità in questo contesto è chi ce n'è di più. Cioè, se tutti nel mondo sono comunisti e uno è fascista, la normalità è essere comunisti. Ma se tutti nel mondo sono fascisti e uno è comunista, la normalità è il contrario. Allora si scopre che la normalità è per legge, te appartieni alla normalità solo se appartieni alla maggioranza. Come i juventini. Quando la Juventus vince sono tutti juventini, quando la Democrazia Cristiana vince sono tutti democratici cristiani, quando i fascisti vincevano erano tutti fascisti, il giorno dopo erano tutti comunisti, perché siamo un po' così, no? In realtà le cose sono diverse nel TCT.
Allora, noi vediamo l'universo a colori, lo vediamo molto bene, perché la nostra mente ci permette di vedere i colori, e questi colori sono colori giusti. Giusti, ma in che senso? Nel senso che la maggior parte delle persone non affette da particolari patologie vede quei colori in quel modo lì. Questo non vuol dire che quei colori siano l'esatta realtà, perché noi stiamo vivendo nella virtualità e nel TCT si vede perfettamente la virtualità. La realtà è un'altra. Allora, cosa vuol dire questo? Nel tuo TCT prendi una persona che avrà i colori sbagliati e te li raddrizzi. Mente verde, spirito rosso, anima blu, benissimo, anima blu. Hai ricollegato quell'essere umano alla sua virtualità. Se lui era schizofrenico, l'hai fatto diventare normale, lo hai guarito. Ma ora noi sappiamo fare di più. Noi sappiamo che quei 3 pezzi sono finti, quei 3 pezzi non se lo ricordano più di essere parte di un pezzo unico, che sono la coscienza. Li metti insieme, gli dici che loro sono la coscienza, che loro possono assumere tutti i colori che vogliono e che sono una cosa sola, che non c'è più anima, non c'è più mente, non c'è più spirito. Il soggetto che era schizofrenico non solo guarisce, ma diventa Buddha. Questa è la differenza che prima non avevamo a disposizione, ma che ora abbiamo a disposizione. Benone. Senti, parliamo un attimo della figura del cosiddetto liberatore di addotti o addetto agli addotti, insomma non so neanche io come definirlo, che è emersa da un po' di tempo la delicatezza di questa figura anche in senso filosofico, interrogandosi anche se fosse giusto intervenire su persone che stanno probabilmente facendo un percorso personale, da loro stessi scelto con modalità che insomma magari non indaghiamo adesso. L'unica discriminante, a mio personale avviso, poteva essere la richiesta esplicita d'aiuto. Se qualcuno ti chiede aiuto, allora glielo dai, se no siamo sempre alla metafora della farfalla con la crisalide, no? Ecco. Sì. La tua attuale, da quello che avevi detto nell'ultima puntata, sembra essere quella che tutti possono liberarsi e nessuno deve avere più bisogno di nessuno. Questo lo confermi? Ah sì, certo che lo confermo. Sento nella mia testa sempre la voce che mi dice ora digli questo, ora digli questo. E ora ti dico questo. La premessa è la seguente. Qualcuno pensa che io mi sia in parte per i miei problemi di salute ritirato e che non posso più fare le cose che facevo prima, il che è vero, ma anche perché non le devo più fare, perché non le voglio più fare, perché penso che non siano più utili in un certo tipo di contesto, che ora poi vi spiego. E è in questo istante che devo dire, non c'è un gruppo di collaboratori del Malanga, non esiste, è esistito una volta, non esiste più, e non c'è, a questo proposito, nessuno di quelli che potevano essere gli ex collaboratori del Malanga che deve pensare nemmeno per un istante di avere la possibilità di essere un mio erede. Quindi diciamo ufficialmente, chiunque dica questa cosa sta dicendo una cazzata. Sta dicendo una cazzata, sta dicendo una cosa che pensa lui, ma non è la cosa che penso io. Ecco, in questo senso, sai, perché... E così, no, abbiamo tirato una linea su tutti quelli che dicono, sai, io mi sento regolarmente con Malanga, sai, io collaboro con Malanga e qua là su e giù. Bene, assolutamente, oggi basta. Non è così, non è così. C'è tanta gente. Io sento delle persone che dicono di aver contattato il mio ex collaboratore tal dei tali, eccetera, eccetera, che mi telefona una volta al giorno. No, non è vero, non è così. No. Io ascolto tutti quelli che mi telefonano, sento tutti, però non c'è nessuno che è mio ufficiale collaboratore e non c'è nessuno a cui io ho dato l'incarico di sostituirmi nel prolungare quella che era la mia attività nel futuro. Non c'è. Perché? Per il semplice fatto che qui ognuno lavora per sé. E proprio perché ogni addotto può lavorare su se stesso, io eviterei che un soggetto aiuti un altro a fare qualcosa. A me piacerebbe
che ognuno lo facesse su se stesso. Ma se te mi chiedi, me lo stai per chiedere. E se certo. uno mi dice io non lo so fare, come si fa, mi aiuti? No, ti volevo chiedere un'altra cosa. Tu, perché hai chiesto aiuto ad Adriana e Ines? Perché erano, secondo me, in quell'istante importanti punti di riferimento al femminile, ed io avevo bisogno di essere aiutato lì. Certo, un momento. sì, qui arriviamo visto che c'è stata una pausa lunga di 3 secondi. Perché io ogni tanto stacco il microfono per non farla entrare sul scio. Vedi che alle volte un sigaro è solo un sigaro. Quindi tu ritenevi che fossero le persone giuste. E come mai magari, non lo so, non hai pensato a qualcun altro? Proprio perché pensavi che ti servisse una controparte femminile, stai dicendo? Sì, questa è una cosa che io ho scoperto per caso, non c'era nessuna premeditazione da parte mia. Io a un certo punto mi sono trovato in una situazione in cui ho avuto un momento di confusione. Sicuramente ho capito che la vista all'esterno mancava e dovevo guardarmi dentro. E ascoltavo sempre le registrazioni di un gruppo di lavoro di altre persone, tra cui c'era Adriana, c'era Ines, c'erano altre persone, e io ho ascoltato tutto, ho passato ore ad ascoltare queste registrazioni e a prenderne sul 100% quel 2, 3, 4, 5% di informazioni personali. Era un discorso fatto alla Carla Turner, tutto al femminile. Ricordo, per chi non lo sa, che Carla Turner è stata una ricercatrice, psicologa, che ha studiato il fenomeno dell'adozione, ha pubblicato un libro in cui si analizzano una ventina di casi di adotte, tutto al femminile. E Carla Turner non si renderà conto, ora è morta, poverina di tumore, ma non si renderà conto che con quel libro aveva fatto una cosa importantissima che non aveva fatto nessuno, cioè, e lei non se ne rende conto, se lei fosse viva ora non se ne renderebbe ancora conto. Le donne sono molto più a rischio degli uomini sul problema delle adozioni. L'adozione è un fenomeno prettamente femminile, serve anche il maschio, ma la donna molto di più. L'avevamo capito. Io però non è che lo accettassi tanto questa cosa, perché io cercavo sempre di vedere le statistiche e in fondo mi facevo tornare i numeri, però l'80% di adotti che sono venuti da me sono femmine, e a un certo punto mi sono dovuto dire: ma perché? In realtà tu a me l'avevi spiegato questa cosa, facendo un discorso personale e vedendo che gli adotti maschi erano persone che comunque avevano una componente femminile molto forte. Vero? Questo è vero. Ma questo dipende da un altro fattore, secondo me. Perché dipende semplicemente dal lux. Il lux entra all'interno del soggetto e si pone tra la mente e lo spirito, bloccando sia che sia il soggetto maschile che il soggetto femminile le informazioni che la parte maschile, cioè lo spirito, tende a dare alla mente. Per compensare a livello psicologico il soggetto tende a fare più riferimento alla parte femminile, cioè all'anima. Quindi noi ci troviamo adotti femmina che tendono ad avere a volte aspetti un po' da super femmina, e maschi che tendono ad avere, per esempio nella scrittura, una scrittura molto addolcita, senza aggressività, e che sono la rappresentazione di una parte femminile. Certo, stiamo parlando in termini assolutamente estranei alle preferenze sessuali, giustamente. Assolutamente. È una cosa tecnica, è una cosa solamente tecnica. Poi quando te l'adotto lo riporti allo stato di sanità mentale, cioè ha dato un calcio nel culo all'alieno, allora vedi che il processo si riequilibra in modo anche sovente molto distonico, perché una cosa che volevo dire prima e che non ho detto è che la parte animica, proprio perché non ha grande coscienza di sé, se no non sarebbe mai stata adotta, una volta che te gli hai tolto l'alieno dalle palle, lei vuole acquisire coscienza, consapevolezza, vuole fare l'esperienza che non è mai riuscita di fare. Quindi se te prendi un addotto
lo tiri fuori dal problema a 30 anni, dopo che l'hai tirato fuori, nelle 2 settimane successive, lui fa tutte le cazzate che non ha fatto in 30 anni, perché tanto le deve fare, e quindi ti sembra che come? Ma come? Hai acquisito coscienza, hai capito tutto? No, la parte nemica deve comunque fare le cazzate. Sì, ti avevo interrotto prima su una cosa che stavi dicendo per quanto riguarda l'addotto che dice io non ce la faccio, io non vedo le sfere, io qua e là. Ah sì, io non ce la faccio, non vedo le sfere, io devo essere aiutato, e te puoi comunque dargli delle indicazioni, aiutarlo, però gli devi dire, a un certo punto devi avere il coraggio di dirgli ora te la devi cavare da solo. Te la devi cavare da solo. E se io non ce la faccio? La risposta più esatta è cazzi tuoi. Quindi hai un'opinione in merito a quelle persone che aprono, ultimamente sta succedendo, molte persone aprono un blog dove pubblicano ipnosi, simulazioni mentali e che vorrebbero in qualche modo aiutare gli altri o aprire la coscienza agli altri. Gli esempi si sprecano in questo senso. Tu come la rapporti questa cosa, per esempio, al dogma cristiano e non solo, che suggerisce che bisogna aiutare i propri fratelli? Sì, non solo ho capito, ma ho creduto di vedere dentro la tua parola dogma cristiano il tentativo di pilotarmi in una risposta avvelenita contro la Chiesa Cattolica, che anche mi piace anche. Però io non l'ho sentita così. No, in realtà il mio intento è capire chi si comporta in quel modo lì senza capire che sta facendo quello che fa la Chiesa Cattolica, che ormai abbiamo capito che è quello che fanno e come si comportano, ma persone che dicono di rifiutare quel tipo di morale lì, alla fine fanno le stesse cose. Perché tutte le religioni sono sostanzialmente uguali per alcuni punti fondamentali. Religo, cioè metto sotto delle leggi. La legge è qualcosa che produce un confine tra chi segue la legge e chi non segue la legge, secondo Max Weber, che era uno che di queste cose se ne intendeva, da cui Alberoni ha copiato tutti i suoi libri, tanto per intendersi. Allora, io devo dire una cosa fondamentale. Anima, la coscienza, non ha nessuna legge, ma non perché esista l'anarchia totale, perché l'unica legge che esiste per la coscienza è che noi siamo una cosa sola, e io non posso fare una cosa che te non vuoi, perché te e io siamo la stessa cosa. Se la cosa ti appare diversa è perché te non hai la coscienza di capire che siamo una cosa sola. Mi sembra così semplice, e quindi chiunque costruisca una regola si deve fare così, si deve fare colà, è molto sospetto costruttore di nuove religioni. Le nuove religioni nell'ambiente ufologico si chiamavano religioni dischiste, cioè sono quelli che credono che gli alieni, cioè i dischi volanti da cui escono gli alieni, siano i nuovi sacerdoti. E in questo contesto ci metto tutti quelli che credono in queste figure neweggiane, Astar Sheran, capo della flotta spaziale, Vorillon in Francia, chiamato Rael, abbiamo qualcosa anche in Italia, a Torino, Damanur, Bon Giovanni, purtroppo qualcosa che io ho contribuito a creare anch'io, ma non era colpa mia, che poi sono stato ovviamente cacciato da quella cosa lì, però sono diventati esseri meno religiosi, oppure soggetti che per fortuna sono pochissimi, che usciti dalle nostre ipnosi si sono inventati il ruolo di Santone con dentro l'alieno Dio che parla attraverso di loro, e sono grandi. Cioè, il mio pensiero modesto, che potrebbe essere sbagliato, è che questi sono persone che hanno poca coscienza,
hanno capito poco del percorso che hanno fatto, anche se poverini forse sono anche in buona fede, però poverini, io non ho più nessuna voglia di sprecare tempo per loro. Sì. Io credo che ora il mio tempo sarà dedicato a recuperare la vista, prima, come si dice, prima necessità. Priorità. Sì, oserei dire questo. Ma al di là dei poverini, poi ci sono anche quelli che per fenomeno imitativo creano, che ne so, dei gruppi appunto che fanno quello che alla fine avevi tentato di fare anche tu, forse sbagliando. Il fenomeno imitativo è un classico fenomeno mondiale. In Italia noi ce l'abbiamo classico nella politica. Noi abbiamo due grossi blocchi, cioè abbiamo che ora non si chiamano più così, perché una volta si chiamavano fascisti e comunisti, ora si chiamano centrodestra e centrosinistra, però in realtà gratta gratta sotto ci sono sempre i fascisti e i comunisti. Allora prendi questo esempio: i fascisti pensano nel mito del superuomo, il più ganzo di tutti, colui che lavora di più deve essere il più bravo, deve prendere più soldi, deve essere più ganzo, eccetera eccetera. E c'è tutta una teoria sul mito del superuomo di destra, e prendi quello di sinistra, e quello di sinistra c'ha tutta un'altra problematica, ma fondamentalmente vorrebbe essere di destra ma non ha il coraggio di esserlo. Allora la sinistra italiana non è altro che un pessimo fenomeno imitativo della sinistra italiana, un pessimo fenomeno imitativo della destra. E te ora cominci a comprendere come scandalo, quelli di destra non sono uguali a quelli di sinistra. Guarda, quelli di destra e quelli di sinistra sono una massa di cazzoni tutti e due, perché in realtà, e questo te lo posso dire dal mio punto di vista ovviamente, non esiste né la destra né la sinistra, esiste una terza via, e la terza via è quella della coscienza, dove non ci sono persone di destra e di sinistra, ma ci sono persone, e basta. E quindi nessuno il potere non ti dirà più che sei di destra, quindi devi andare contro quelli di sinistra, inventandoti delle cose assurde, e così dire a quelli di sinistra lo stesso, perché così mentre la gente si picchia tra di loro qualcuno comanda. Sai come funzionano queste cose? Questo è proprio come Shiva e Vishnu, no? Te prendi la Gelmini, che tanto ora osannata da questo signore che si chiama Profumo, che tenta di fare il ministro della pubblica istruzione dell'università, e poverino era del CNR, il direttore del CNR che diventa ministro dell'università, c'è un conflitto di interessi dietro che è grande come un grattacielo di New York. Ma facciamo finta di niente. Il problema è legato al fatto che non ci deve essere più gente di destra e gente di sinistra. Sono finti. Divide e timpera è la regola. Allora la Gelmini cosa fa? Per esempio, gli studenti contro la Gelmini, noi, che ne so, contro la Chiesa, contro un'altra cosa, è uguale. Che cosa fa il potere? Il potere trasforma una lotta tra il popolo contro di te in una lotta tra un pezzo di popolo e un pezzo di altro popolo. Cosa ha fatto la Gelmini? Cosa fa il ministro oggi che ha preso il posto della Gelmini? Dice, ci sono gli studenti della Bocconi e ci sono gli altri studenti che non sono della Bocconi, e fa lottare gli studenti tra di loro. Cosa fa Marchionne alla Fiat? La lotta che c'era tra gli operai della Fiat e Marchionne la redirige in lotta tra operai che hanno votato al suo referendum e all'interno della Fiat e operai che non vogliono votare. Così gli operai si litigano tra di loro e si dimenticano che devono invece prendere per il culo Marchionne. È semplice. E così fa il Dio. Il Dio dice: ce l'avete contro di me? No, dovete avercela contro di voi, perché alcuni di voi sono cattolici, alcuni di voi sono, che ne so, arabi, ebrei, picchiatevi tra di voi, io semmai cosa c'entro? Ecco, questa è la grande sfegatura, questo è il grande duale, che non esiste. Io ho creduto nella mia esperienza interna di capire questo. Sì, io ti dirò che mi prendo questa libertà perché mi sono rotto le scatole di parlare di politica da parecchi decenni, però prendo spunto da questa cosa per parlare di barriere,
tu mi stai parlando che non devono esistere delle barriere ed è una cosa che poi stai dicendo anche ultimamente per quanto riguarda le esperienze che si possono fare, le introspezioni, gli esercizi di meditazione li possiamo chiamare, ma non so più neanche che termini dare a queste cose, e dicevi appunto che sono proprio le barriere che attirano le abduction. Sembrerebbe contraddittorio, in quanto queste vengono suggerite all'addotto dopo che questo entra nel problema, quindi c'era già entrato prima, però da un altro punto di vista abbiamo visto che valgono come protezione per l'addotto che si libera e ha comunque bisogno di un periodo di stabilizzazione prima di abbattere le sue barriere. Consigliare di fare come te, cioè di abbattere le barriere perché così l'alieno non ti vede, porta due considerazioni però. O che tu ti consideri addotto e stai dando un consiglio ad altri addotti, cosa che penso non sia, o che stai suggerendo una cosa che con gli addotti non ha a che vedere. Possiamo chiarirla un po' meglio questa cosa qui? Sì, volentieri. Sì, perché noi, parlando di no, va benissimo. Sì. Noi siamo partiti lavorando sulle adduzioni, cercando di capire che cos'erano, comprendendo con i mezzi che avevamo, ipnosi, CCT, simulazioni mentali, flash mental simulation, griglia olografica, tutta una serie di tentativi di comprendere. Poi, terzo livello, abbiamo capito che potevamo liberarci del problema con questi trucchi. Bene, e lì che abbiamo fatto un errore, ho fatto un errore. Ma era un errore del tutto giustificabile perché io vedevo le cose dall'interno della griglia olografica, dall'interno della virtualità. E quindi dicevo all'addotto, te ti devi creare una barriera, la tua parte nemica creerà una barriera attorno a te e loro non verranno più. E questa barriera in parte funzionava bene. Poi io ho fatto la mia esperienza interiore e ne sono uscito con un'idea completamente differente. Sono uscito con l'idea che la barriera era la rappresentazione del fatto che noi avevamo paura dell'alieno e che avevamo bisogno di costruire una barriera contro di lui. Non solo, ma che la barriera, più che a noi per difendersi, serviva a lui per caratterizzarsi. Lui esiste perché esiste la barriera, lui esiste perché la barriera è la rappresentazione della tua paura e tu più paura hai, più barriera costruisci e più sei in realtà da una parte difeso ma dall'altra parte attaccabile. Possiamo specificare un attimo cosa si intende per barriera, perché nella procedura del TCT viene creata questa forma di campana vibrante e sempre nel TCT il tutto si ambienta all'interno di una stanza che ha quindi delle mura. Di cosa stai parlando tu, della prima o della seconda? Dunque, le mura della stanza archetipicamente rappresentano il corpo dell'addotto, mentre la barriera che viene tirata giù rappresenta la copertura che all'inizio noi facevamo sia del corpo che dell'anima che della mente che dello spirito, detta triade, per cui nulla poteva più essere toccato, né corpo né la triade. Quando noi eliminiamo la barriera, quello che noi vediamo è che il soggetto non ha più bisogno di vedere neanche il suo corpo, cioè abbatte le barriere, il suo corpo esisterà sempre, ma sai che diventa trasparente e non si vede più nulla, e la trasparenza a livello archetipico corrisponde all'interno del TCT vecchio, che non ci sono più barriere, non ci sono più mura della stanza, tu guardi l'universo fuori, ma nel fare questo permetti all'universo fuori di guardarti dentro, permetti all'alieno di guardarti dentro e gli dici: mi devo guardare dentro, guardami dentro, brutto stronzo, cosa cazzo me ne frega a me che te esisti. E la cosa che succede è che l'alieno non ti vede più. E questo ha un significato simbolico, archetipico, ideico, come ti pare, molto particolare. La New Age direbbe che tu vibri a una frequenza superiore e quindi lui, che vibra sempre a una frequenza inferiore, non ti vede più. Tu, se vuoi, lo vedi perché hai la frequenza superiore, ma lui non ti può vedere. Così
Ci sono delle esperienze in cui il soggetto abbatte le barriere e a un certo punto vede l'alieno che gli entra nella stanza, ha un attimo di terrore, l'alieno gli passa da parte a parte e se ne va. Lo tappa, non lo vede più, non interagisce più con te. Nell'istante in cui te abbatti la barriera, non hai più bisogno di difese e hai abbattuto le mura della stanza, cioè ti sei reso visibile a tutti. Volete venire? Venite, sono qui. Ecco, l'alieno non ti piglia più. Un momento. E noi sì, questa è una domanda proprio tecnica, cioè una questione tecnica che va affrontata secondo me abbastanza nel profondo. Parlando di barriere, noi avevamo visto appunto che potevano venire rappresentate da questa campana nel TCT, ma anche nel Simbad si faceva una procedura del genere. Sì, certo. Ora però sembra che le stiamo sovrapponendo al discorso delle pareti, dove tu ci hai detto che nel TCT rappresentano il corpo. Sì, da questo punto di vista, ideicamente, abbattere le barriere significherebbe abbattere il corpo, ma al di là di quello, che differenza c'è tra le mura del TCT e le mura del Simbad, considerato che nel Simbad c'è il corpo all'interno, sì, mentre nel TCT no? Dunque, no, non c'è nessuna differenza sostanziale. Il Simbad è un sistema più complesso che ha molti più parametri, quindi è meno ideico, meno archetipico, tutto lì. Il TCT deriva dal Simbad togliendo tutti quelli che sono gli orpelli che vengono ripetuti e visti e costruiti dalla mente. La mente quindi è più in grado di costruire un TCT facile con 3 palle luminose in una stanza che non un'anima veste in un modo, la mente, uno spirito, un tavolo, delle sedie ed un locale. Però ci veniva a mancare un elemento, scusami se ti interrompo, perché sì. Questa è la cosa che voglio mettere in pratica. Nel Simbad si suggeriva di far diventare una cosa sola 4 componenti, quindi anche il corpo unito alle altre 3 parti coscienziali. Nel TCT non viene suggerita questa cosa. Sicuramente qui siamo a un livello superiore, quando bisogna rendersi conto che nel Simbad noi avevamo una esigenza, io credevo che esistesse questa esigenza di costruire anche un corpo che interrogasse gli altri. Questo a livello mentale era un buon sistema per le persone che hanno poca cultura, che non sono in grado ideicamente di costruire gli archetipi del tutto simbolici, e quindi c'era questo modello. Nel TCT il modello è estremamente più avanzato. Nell'istante in cui il muro cade, il muro che rappresenta il corpo, che quindi viene rappresentato una volta sola, non hai più bisogno di rappresentarlo 2 volte, cioè con la sua coscienza e con il corpo vero, simbolico esterno. Non hai più bisogno, perché poi la gente ti chiede, ma quando io nel Simbad interrogo anima, chi è che risponde? Perché io faccio le domande, ma lui risponde, e io è come se sapessi le risposte quasi prima di avergliele fatte. Allora io sono anima e il corpo. Nasceva questa problematica, che è una problematica puramente virtuale, cioè si fa confusione perché ci sono 2 volte lo stesso simbolo, il simbolo del corpo, e che nel Simbad rappresenta la triade, te non lo sai, ma è la triade messa insieme, non te ne rendi conto, che interroga una sola parte di sé, della triade. Invece nel TCT tu sei la stanza, in qualche modo, e quando la stanza viene abbattuta è come se il corpo ti diventasse invisibile. Allora qui andrebbe detta un'altra cosetta. Nelle esperienze che poi io ho fatto anche dopo, e che non solo ho fatto io, ma mi sono consultato anche con altre persone che hanno fatto lo stesso tipo di esperienza, quando anima, mente e spirito diventano una cosa sola, i primi tempi te vedi questa palletta che è la tua coscienza dal di fuori, ma man mano che vai avanti tu vedi
non vedi, vedi questa palletta che diventa completamente trasparente e mano a mano che vai avanti tu non vedi più niente, perché tu sei la palletta e non vedi più niente. Ma la cosa interessante è che archetipicamente si passa sempre attraverso la trasparenza della palletta. Essere trasparenti vuol dire due cose fondamentali. Uno, nella realtà reale il corpo non esiste, è finto. Come mi diceva l'anima in una ipnosi, come ti chiami? Io non ho il nome, però so come si chiama lui, il mio contenitore si chiama Giuseppe. E che differenza c'è tra te e Giuseppe? Lui è finto. Ti rispondeva così, lui è finto. Era troppo divertente. Ecco, noi scopriamo all'interno del TCT che lui è finto e noi lo vediamo quando ne abbiamo acquisito coscienza come una cosa trasparente. Bene, ti ringrazio Corrado, perché questa era una cosa che andava chiarita dal tuo punto di vista. Ma pensi quindi che parte dei tuoi documenti pubblicati vadano rivisti? Penso all'Universo a colori, ma anche a Genesi e Genesi 2, se non addirittura ad Alien Cicatrix o alla ricerca di anima. Dunque, Alien Cicatrix è sicuramente un testo che ha percorso il suo tempo e come tale oggi se io lo dovessi scrivere lo dovrei scrivere in modo diverso, però va anche detto che non abbiamo mai buttato via i libri di fisica che parlano della gravità, quando tutti sappiamo che la gravità non esiste. Non abbiamo buttato via tutti i libri che scrivono della piegatura dello spazio-tempo di Einstein, quando tutti sanno che ormai lo spazio-tempo non si piega più e che ci sono quei fenomeni differenti che la fisica moderna spiega in termini di frame dragging o di altre cose. Storicamente siamo passati di lì. Il significato di un Alien Cicatrix diventa un significato storico per chi lo ha letto, chi lo ha vissuto, chi lo ha compreso, perché oggi noi studiamo su testi differenti. Ma se mi dicessi Alien Cicatrix lo dobbiamo bruciare, ti direi Alien Cicatrix intanto facciamolo leggere agli americani, così si fanno un po' di cultura, che non gli fa male, perché loro sono rimasti le pecore sul problema delle adozioni. Per loro Alien Cicatrix è 600 anni più avanti della loro ricerca. Non posso dire a un americano di testi più complicati come il TCT se non hanno letto Alien Cicatrix. Io mi sono trovato ad avere una relazione epistolare con quella che era la direttrice del Journal Abduction Research americano, la quale un giorno mi scrive una mail e mi dice: abbiamo scoperto in America che lei esiste, interessante le sue strane teorie, perché non scrive un articolo per noi? E io gli ho detto: vabbè, se volete scriviamo un articolo per noi. Mi hanno anche aiutato Dori Gamano e altre persone del gruppo a tradurre le parti delle cose che avevo scritto, gliele mando. E dopo un po', e io, siccome sapendo che gli americani sono scemi, poverini, non ce la fanno proprio, la cultura è una cultura europea, nell'Europa la cultura è italiana, cioè mediterranea, quindi noi siamo il centro della cultura del mondo, almeno in questo quinto di Luca, perché prima magari c'erano i cinesi, c'erano gli indiani della Valle dell'Indo, ma ora ci siamo noi, che siamo il centro della cultura del mondo, questo va detto, anche se Mario Monti insomma come cultura mi sembra che ne abbia poca, è un'eminente eccezione, ma d'altra parte vabbè, è un figlio dei tempi, quindi va bene. Io dico questo, mando questo articolo e dico: guardate, siccome so che voi non sapete una mazza, scrivo alcune fenomenologie su le adozioni, descrivo che cosa succede quando arriva l'alieno, ti piglia, quando arriva e ti riporta, cioè si blocca il tempo. Poi ti dico come la fisica moderna spiega questo fenomeno. Loro leggono l'articolo e mi dicono: interessante, però chi è questo Bohm, che è questo scienziato che lei
indica come fisico, chi è questo Pribram, chi sono questi scienziati, che cos'è questa bibliografia scientifica, facendomi capire che loro non sanno neanche perché 2 più 2 fa 4. Che tra l'altro gran parte della bibliografia è in inglese. Assolutamente, e questo mi dimostra ancora una volta come la realtà dei fatti è che l'80% degli americani è tecnicamente analfabeta. Ecco, allora gli americani che vengono alla ribalta del fenomeno adduttivo con dei lavori fondamentali come quelli di Badocchi, John Mack o di tanti altri, risultano poi, il quadro che noi abbiamo degli americani è un quadro totalmente sbagliato. Gli americani non sanno una mazza di quello che succede. Credono che Obama sia il presidente della liberazione solamente perché è dipinto di nero e non sanno assolutamente che lui è stato il capo di una loggia massonica negra negli Stati Uniti d'America. Allora, per favore, lasciamo perdere gli americani, fottiamocene, facciamoci i cazzi nostri. Però se io dovessi dire buttiamo all'enciclica, direi no, prima facciamolo leggere gli americani, così intanto un pochino capiscono qualcosa. E invece funziona sicuramente. La flash mental, le simulazioni mentali sono una macchina eccezionale. Il TCT è una macchina eccezionale, però bisogna capire ora che il TCT va compreso in un modo differente, cioè nell'istante in cui tutto bene, tutto perfetto, tutto meraviglioso, ma nell'istante in cui le 3 pallette si uniscono, si devono unire con una filosofia diversa, quella di fargli capire alle 3 pallette che sono coscienza. In quell'istante te diventi Buddha, sei in grado di fare bene questo fenomeno e in una sola applicazione nessuno ti piglierà mai più. Già una volta feci questa affermazione e qualcuno disse no, bisogna vedere, ricorreggere qua, là, perché noi abbiamo avuto degli insuccessi. Ho capito, te hai avuto degli insuccessi, io no. Innanzitutto, punto numero 1, perché anche questo va detto, cioè ci sono questi collaboratori ex collaboratori, dicevano che avevano avuto degli insuccessi che il TCT non funzionava. Nelle tue mani non funziona, nelle mie mani funzionava, non ho capito. Quindi vuol dire anche che c'è incapacità del collaboratore che si fa prendere la mano nelle cose. D'altra parte io ci ho lavorato tantissimo, uno dei motivi per cui mi sono ciecato non è del tutto vero, però, Corrado, non è del tutto vero. Voglio dire, se è vero che comunque la liberazione dipende dalla volontà dell'addotto, sì, certo. Da questo punto di vista, certo. No, questa visione che hai fatto tu hai perfettamente no, Bellini l'ho trattato io, ma giustamente quello che si può dire eventualmente è che no, è perfetto. In potenza questo è vero, poi da caso a caso può succedere che l'addotto non abbia quel tipo di atto di volontà sufficiente per fare questo salto e che quindi il collaboratore, l'operatore si autocolpevolizza o si autocelebra, sono stato bravo, sono stato stupido, sta sbagliando. No, certo, il problema è, però ha toccato un tasto fondamentale, cioè, ed è anche per questo per cui io quelle cose lì non le faccio più, perché ora si fa in un altro modo, dobbiamo fare in un altro modo. Qual è che poi il problema Bellini, come il problema di altri addotti, che per fortuna saranno, ma io credo non più di 4 o 5 nella storia di 20-25 anni, quindi mi posso anche permettere di dire che sono abbastanza soddisfatto, che non sono riusciti a uscire di quelli che ho lavorato io ovviamente dal fenomeno, e lì mancava la volontà del soggetto di uscire dal problema. È inutile poi, uno penserà come gli pare, sicuramente questo Bellini penserà di sé quello che vuole, ma le 2 ipnosi che lui ha voluto mettere su YouTube parlano da sole, e non c'è bisogno di comprendere oltre. Quando uno fa il patto col diavolo e pensa dentro di sé, ho buttato fuori l'alieno una volta, lo posso buttare fuori anche un'altra volta, quindi può anche rientrare, è come dire fare il patto col diavolo, e se te lo fai lo pigli nel culo, e qualcuno l'ha presa nel culo,
Allora io mi sono chiesto, e questo è un problema morale che io ho tuttora, e devo dire la verità, abbiate pazienza, non ho ancora tanto risolto il problema. Cosa faccio? Riprendo i vari bellini e li costringo a liberarsi con la forza, o li lascio nella merda? Ed ecco la rivelazione. Mi sono ciecato e ho capito che li devo lasciare nella merda. Da questo punto di vista stiamo però dando la responsabilità all'operatore, quando forse è questo secondo me un grave errore che può aver fatto qualcuno, quello di considerare se stesso il liberatore di addotti che sì, ma l'ho fatto anch'io questo errore. Ma certo, questo è un errore che ho fatto anch'io. Forse io per primo ho fatto questo errore. E allora io dico ho fatto questo errore, ho pensato, questo è un errore di perdita, no? Ho pensato di poter da solo, con la mia volontà, liberare l'addotto. Non ho fatto i conti con la volontà dell'addotto. Guardate che io questo errore già una volta nella mia vita l'avevo in qualche modo intravisto e avevo accusato altri di fare questo tipo di errore nel mondo lavorativo, nel mondo della chimica, no? Quando si dice te devi fare questo tipo di ricerca, no, questo tipo di ricerca lo devi fare per chi aiuta un altro, te per 20 anni cerchi di convincere una persona e scopri dopo 20 anni che non ce l'hai fatta, ma scopri dopo 20 anni che non ce l'hai fatta convincere quella persona perché hai fatto un errore te, l'errore di presunzione che avresti creduto di poterla convincere. Hai sprecato 20 anni di vita. Io così ho sprecato un bel po' di tempo nel non capire che l'addotto deve guarirsi da solo e che tu lo puoi spingere in una certa direzione. È per questo che non devono esistere più tecnicamente gli operatori che fanno il TCT o le altre cose, ma deve esistere una persona che ti dice come stanno le cose, come si fa, e poi ti consegna un foglino e te lo fai da solo a casa. Siamo alle soglie dell'agognata pensione, Corrado. Ecco che meraviglia. E questo però va aggiunto anche un altro aspetto della questione, che la gente sovente mi chiede, ma esiste una nuova procedura che te pubblicherai? Non esiste una nuova procedura, ci sono procedure che vanno, procedure che vengono, che funzionano. Non sono importanti le procedure, qualsiasi tipo di procedura potrebbe andare bene se dietro a questa procedura c'è una persona che te la invita, te la fa fare, te la manifesta, te la spiega, che ha coscienza di sé. Quindi, voglio dire, te ti puoi liberare dagli alieni facendo un gioco di carte con i tarocchi, perché non cambia nulla, ideicamente. Era l'operatore prima, che era colui che aveva coscienza, che ti liberava. E per questo che io non sono riuscito a liberare tutti, perché io non avevo la coscienza adatta per adattarmi a tutti. Non avevo capito profondamente alcune parti del problema e quando succedeva così, i 5 o 6 personaggi, io non sono riuscito a tirarli fuori. La colpa è che io non ho avuto la coscienza per far capire all'altra parte animica delle cose. Non ho avuto questa coscienza. Il problema è anche quindi un po' dell'operatore. La cosa migliore è che ognuno liberi se stesso. Se hai coscienza, se sei coscienza, ti libererai. Se non sei coscienza, non ti libererai, ma non devi avere problematiche particolari, perché tanto tutti si salveranno. Perché chi ha coscienza guiderà la scialuppa di salvataggio. Questo mi sembra proprio anche odierno, alla salvezza. E quelli che non sanno nuotare, pazienza, li prenderemo sulla scialuppa di salvataggio e li tireremo su, a forza. Ma quelli che vogliono continuare ad affogare, non c'è niente da fare, non ci vogliono salire sulla scialuppa di salvataggio. E l'universo è grande, per quelli ci penserà qualcun altro. Quindi, se vogliamo usare un'espressione infelice per quanto riguarda il dopo Malanga, non più che dopo Malanga, la versione 2.0,
cosa ci si deve aspettare in termini di presenza pubblica e di posizioni e attività rispetto alle attività precedenti? Bene, questa è una domanda interessante, a cui ho una risposta interessante. Io credo che il trucco per vincere, per superare questa situazione, sia ancora una volta nelle mani della comunicazione, ma questa volta la comunicazione sarà su 2 canali. Uno è un canale di tipo puramente virtuale, cioè io in qualche modo attraverso la virtualità comunico a te, comunico ad altri, a molti la mia esperienza, la comunico nella virtualità, in una zona di spazio-tempo in cui mi metto lì, penso, chiamo le parti animiche dell'universo e gli dico: guardatemi nella testa, tutto quello che ho dentro è vostro. Loro torneranno a casa, queste parti animiche nei loro contenitori, il giorno dopo non si ricorderanno un cazzo, ma sapranno che c'è qualcosa di strano dentro di loro. Ebbene, è lì che nasce la seconda comunicazione, una comunicazione che va attraverso uno scritto, attraverso un sito, attraverso un info machine. La gente che sa, ma non sa cosa sa, incontra un info machine, legge un nostro articolo e in quel momento si ricorda quello che aveva dentro, lo ritira fuori tutto, lo comprende, lo capisce, lo analizza, solo perché lo ha letto nel mondo della virtualità e già perché ce l'aveva dentro nel mondo della realtà. Quindi 2 comunicazioni. Quindi ancora serve scrivere gli articoli, serve influenzare la gente, serve portarla a comprendere che esiste il fenomeno dell'adduzione, ma ora capiranno un'altra cosa, che siamo tutti in qualche modo addotti, non perché siamo tutti addotti, ma perché siamo tutti nello stesso problema. Il problema non è più il problema degli addotti, il problema è di acquisire coscienza e di giocare con l'universo, costruendo l'universo che vogliamo noi, il mondo felice, mi dice qualcuno. Ti sei comunque riorganizzato e le tue attività le porterai avanti comunque in un altro modo, ma si può comunque dire tranquillamente: Corrado è vivo e lotta insieme a noi. Sì, l'erba cattiva non muore mai. Certo. Ascolta, volevo concludere, perché ormai siamo quasi in chiusura, con una domanda, proprio la domanda delle 100 pistole a questo punto, perché è una cosa che continua la gente a chiedersi, e mi faccio interprete di questa cosa. Come la mettiamo con la questione tempo e il 2012 che ormai ci siamo dentro? Io vi posso dare una mia spassionata versione dei fatti. Questa cosa secondo me esiste ancora, ma si è mutata. Mi spiego meglio. Le ultime volte che ho avuto modo di parlare con persone che si sono sottoposte alle tecniche del TCT o alle ipnosi, eccetera, eccetera, la realtà che viene fuori mostra ancora questo evento cataclismatico che arriva, ma lo mostra molto smorzato, molto diverso. Mostra che le cose non vanno più, non funzioneranno più. Certo, ci saranno dei disagi sociali, il problema economico sul nostro pianeta ci creerà dei grossi problemi, perché noi, volenti o nolenti, che Mario Monti lo pensi o no, i soldi non servono più, perché ora crollerà tutto, che Mario Monti voglia o no, perché Mario Monti l'unica cosa che vuole, ma lui, come chiunque altro, è solo di allungare il brodo, di fare in modo che si vada più avanti possibile prima di crepare. Ma tutti sanno che crepiamo, perché i soldi non funzioneranno più. E allora in quel momento ci saranno dei problemi. Però non saranno più i problemi che si vedevano 10 anni fa, quando arrivavano i marziani, le cose, gli asteroidi, il flat solare. Cioè, ci sarà sempre qualcosa. E perché questo qualcosa viene visto in un modo diverso, molto più addomesticato? Perché la nostra coscienza ha cambiato il futuro.
Può sembrare una grande stupidaggine quella che sto dicendo. Noi siamo coloro che hanno creato l'universo. Noi siamo la coscienza, noi siamo Dio, solo che non lo sapevamo. Stiamo imparando a capire questo e stiamo imparando a essere ancora più responsabili di quello che sarà il nostro futuro, perché noi creeremo il nostro futuro. E se noi vogliamo che quella cosa lì non accade, non accadrà. Quello che vedevamo all'inizio della ipnosi era una tragedia. Quello che rivediamo ora è un fenomeno molto, molto addomesticato. E qualcosa mi fa pensare che se andiamo avanti così può darsi anche che non accada affatto. Il che mi sembra che comunque quello che accadrà, perché ora accade, e su questo mi ci gioco le palle, tanto le mie non servono a niente, quello che accadrà è che ci sarà un nuovo tipo di rivoluzione, una rivoluzione non industriale, non una rivoluzione bolscevica con le armi, una rivoluzione delle coscienze. La gente comincerà a comprendere, lo sta già facendo, lo vedo, lo sento da tutte le telefonate che ricevo, a capire che le cose sono in un modo diverso, che i soldi non hanno più importanza, che la ricchezza non è più un bene economico, è la coscienza e la consapevolezza di sé che è un bene economico e che noi siamo Dio e che dovremmo dare un calcio nel culo a tutti i nostri governanti perché nessuno governa nessuno, chiese comprese. Questo è il futuro che io mi aspetto. Di qui a un anno sicuramente questo tipo di rivoluzione prenderà piede. E io credo che chi rimarrà col proprio contenitore su questo pianeta avrà una coscienza decisamente superiore e se siamo fortunati sarà anche in grado di costruire un mondo migliore. Questo rincuora molto alcune persone di cui faccio anche parte, che avevano interpretato quella che chiamano profezia Maya nella maniera, penso, corretta, come fine dei tempi più che fine del mondo. E quindi fine di un sistema. Sì, va detto una cosa fondamentale. Io ritengo, junghianamente parlando, che la storia sia una rappresentazione di quello che è passato, del presente e del futuro, ma nel mito c'è il passato, il presente e il futuro contemporaneamente. Nel mito è come va a finire questa storia, anche se non c'è scritto bene come finisce. C'è scritto che finisce bene, ma non c'è... C'è scritto come sono finite prima? Certo. Guarda, nel mito non c'è scritto come sono finite prima, perché prima e dopo sono lo stesso istante. Allora, per esempio, prendiamo il mito induista, cioè il quinto yuga. Noi stiamo vivendo nel quinto yuga. Negli altri 4 yuga precedenti, dove sono successe le stesse cose che stanno succedendo ora, uguali e identiche, c'è stata una fine e un inizio, per cui eccoci qua al quinto yuga. Non esiste un sesto yuga, neanche per i Maya, neanche per la Madame Blavatsky, faccio per dire, quindi per culture completamente differenti. Non esiste perché Shiva e Vishnu si ammazzeranno tra di loro, gli alieni con l'incorpo e gli alieni senza finiranno e noi vivremo, perché loro si ammazzeranno tra di loro. Questo dice il mito, non dice come accadrà, ma dice che accadrà. E non dice come accadrà, perché questo lo stiamo scrivendo noi in questo momento. Sì, nel mito ci sono racconti che parlano di cataclismi, ci sono racconti che parlano di meteoriti che cadono. Bravo, ma questo è il vecchio, è il vecchio. Esatto, certo. Ci sono anche delle prove fisiche che tu conoscerai benissimo per quanto riguarda quello che può essere successo e che ha un attimino sconvolto quella che è la teoria della deriva dei continenti. Non potrebbe essere che magari il quinto yuga è nato in quanto ci si è resi conto poi che la storia continuava, per cui non ne esisteva uno prima, ma è esistito nel momento in cui è nato, per cui in questo momento diciamo che non ce ne sarà un altro, fino a che magari in un futuro non si verificherà questa cosa. La PNL parla in modo chiaro,
Se la PNL è un'espressione della fisica di Bohm, come sembra che sia, è evidente che noi quando andiamo a vedere nel passato, vediamo il passato che corrisponde al presente di ora. Quindi finora abbiamo visto il passato che rappresentava la disgrazia finale, il computo finale, la distruzione dell'universo. Ma ora, se noi dovessimo andare a vedere il passato ora, come lo vedremmo? E questo è quello che fanno i nostri addotti in fondo. Quando l'ipnosi, la loro parte animica, che è atemporale, va a vedere il futuro, non la vede più come la vedeva 3 anni fa, 4 anni fa, perché il futuro è cambiato. E ti posso assicurare che quindi è cambiata anche la nostra storia del passato, che non è più come era quella di prima, perché la nostra coscienza cambia gli eventi, cambia il presente. Ora qui ci sarebbe da fare un discorso di fisica molto complesso. L'unica funzione d'onda che esiste non è quella del passato e quella del futuro, ma è quella del presente, direbbe un fisico quantistico. L'unica vera realtà, come direbbe Sant'Agostino, ahimè. E quindi quante volte, per esempio, alcuni di noi nel ricordare un evento passato non se lo ricordano più come se lo ricordavano una volta e pensano, vedi, sono invecchiato, ho perso la memoria. E invece non è così. La PNL ti dice che quando te lo ricordi in modo diverso perché è cambiato, è diverso. Qualcosa è cambiato nel tuo presente che ha cambiato il tuo passato, e quando lo vai a rileggere non trovi più il vecchio modo di vedere le cose, trovi il nuovo modo di vedere le cose. Quindi, secondo quello che io vedo dagli addotti che sono passati dalle mie mani, il futuro è cambiato. Benissimo Corrado, io con quest'ultima cosa qui abbiamo già posto le basi per un'altra puntata. Io penso che ci farei ancora il piacere di venire a parlare con noi. Sì, sempre che non va a noi, perché non so. Non credo. Queste 2 ore sono volate, in effetti mi sono rimaste ancora un bel po' di domande, ma tra le righe comunque ci hai già risposto. Per cui, niente, io ti do appuntamento magari per un'altra volta, proverò a richiamarti e se avrai tempo e voglia magari ci farei ancora questa cortesia. Certo, volentieri. Perfetto, ti ringrazio tantissimo e buonanotte, quindi ci sentiamo presto, grazie ancora. Grazie alla vostra pazienza per avermi ascoltato ancora una volta. Buonanotte. Grazie.